Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo su Formula 1 2013 ragazzi, purtroppo qualificazioni disastrose, il Comendone è 14esimo, non sono riuscito a trovare il setup e un giro veloce, quindi altro che aumentare il livello di difficoltà, stiamo buoni su questo intanto. Il nostro Nicolino Hülkenberg è al 10° posto, Alfonsino pole position. Raga, previsto nuvoloso ma non è prevista pioggia, gran premio di casa per il costruttore e il Comendone. Veramente speriamo in 13 giri paurosi di recuperare e andare almeno in zona. Vai ragazzi, gran premio di Monza, vai! Gran premio di casa per il veneziano. Occhio che non dovevamo perdere posizioni, ma dovevamo recuperarle all'inizio. Occhio, occhio. Sportellate incredibili. Ok, dai. Almeno sono stato abbastanza corretto, insomma. Non ho tamponato nessuno. Adesso stiamo attenti qua, altra curva pericolosissima. Occhio! Oddio! Non ci credo. Mamma, davanti hanno tamponato e mi ha frenato in bocca Raikkonen. Non ci credo, non ci voglio credere. Mamma che rischio. Ora Vettel ha perso l'alettone, infatti. Non ci voglio credere. Com'è il mio alettone? Che culo, ragazzi. 19 macchine, mamma quanti ritiri. Che bagarre mondiale all'inizio, fioi. Che bagarre. Problemi forse che per Massa. Pazzesco. Ma cosa è successo in questa gara? Vediamo se veramente ha problemi. No, non ha problemi, era un coglione Massa, ufficiale. Non è entrata la safety car però. Tantissimi ritiri. 3 ritiri subito. Sesto posto, almeno questo è l'obiettivo ragazzi. Arrivare in obiettivo scuderia, almeno questo. No, piano 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 piano. Ma quanti incidenti. E sinceramente, cioè, i ritiri non mi sembra insomma che il Comendone ha fatto cagate. Perché ho rischiato tanto da qua la chicane, però 18, un altro ritiro, stavolta non è colpa mia ragazzi qua. Bravo come. Cosa sta succedendo a Monza ragazzi? E non entra in pista la safety car, pazzesco. Consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Ho sbagliato, porca mignotta. Ok. Vai come, vai come, vai come. Quanti ritiri ragazzi, quanti ritiri. Ma Monza è così, con le chicane è pericolosa. C'è poco da fare. Quinto posto, dai che siamo in obiettivo. Però dai, qualche un bel ritiro davanti magari, no? DRS abilitato. Giro record di veneziano, pazzesco. E Hamilton non è così lontano ragazzi. Gigione non è così lontano. Devo fare una guida pulita, tenere le gomme e andare a vincere. Cioè a vincere, andare a fare l'obiettivo scuderia. Ottimo lavoro, mantieni questo ritmo. È proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo Ok momento. vecchio, però che partenza ragazzi. Che no! No, Dio Cristo, no! No, cazzo, no, porca puttana! Non puoi fare sti errori, Dio mio! Scusate ragazzi, ma mi sono proprio già i coglioni.
Adesso abbiamo perso posizioni su. Abbiamo perso tempo su Hamilton e Massa ci ha recuperato. Ma puttana miseria. Un po' di calma, Dio Cristo. Dai che è la gara di casa. Ancora. È una zeccoglione però, dai cazzo. Scusate raga, ma la tensione è altissima per questa gara. Questa gara di casa, i tifosi si aspettano tanto dal Commendone, anche se tutti tifano per la Ferrari, giustamente. Quanto ho perso su Hamilton, puttana miseria. Button dovrebbe cambiare gli pneumatici entro un Ma paio stai di zitto, giri. coglione. Giro record di Webber. Niente, non ci sono detriti purtroppo, ma c'è bagarre però. Noi che stiamo recuperando, c'è molta bagarre davanti. Questa Sauber è una buona macchina, però sono molto soddisfatto. Attenzione, attenzione, forse qualcuno ha problemi o forse il bagaglio. Sì, ciao, com'è? Bravo. Gigione è vicinissimo, però non devo rischiare di tagliare. Dai. Attenzione, vai di DRS, vai di DRS. Miglior secondo settore. O quello che è. Presa proprio al limite, ragazzi. Dai che stiamo andando un po' meglio. Vai come, vai come, vai come. Vediamo se possiamo usare il DRS. Giro record. Giro record per il Commendone. Che giro, ragazzi. Grandi, questo sorpasso fenomenale. Ma porca puttana, vai fuori dai maroni però, Rosberg, ti ho superato ormai, cazzo. Mamma mia. Avvertimento, ma non ho fatto un cazzo, dai. L'avevo già superato ormai, cacchios. Non tagliamo, che qua dopo l'avvertimento adesso non posso più sbagliare, Attenzione che Rosberg è incazzato nero, vuole il controsorpasso sul Commendone. Ma abbiamo un buon ritmo, sono soddisfatto, dai. Quarto posto, siamo vicini al podio, incredibile, 10 posizioni guadagnate rispetto alla qualifica. Adesso qua può superarmi da destra, Rosberg. Meno male, meno male. Cazzo, avevo fatto un super sorpasso su Rosberg e dopo mi è venuto lui addosso, ma non me ne frega un cazzo, cioè. Poi io sono il Commendone pazzo. Comunque ho visto, cioè in qualifica, tipo, in certi giri ho tagliato leggerissimamente e mi ha dato subito la penalità, quindi taglio giro. Secondo me sono molto più cattivi in qualifica, questo è il mio pensiero. Però là se mi dava la penalità mi incazzavo, sono sincero, perché io ho fatto il mio sorpasso e poi lui all'interno ci ha riprovato, ma già i box, vediamo come stanno le gommette. Adesso vediamo, forse un altro giro me lo sparo, però per evitare il trafficus. Non so cosa fare. Ha abbandonato la corsa. Chi ha abbandonato la corsa? Ma porca puttana, mi sono distratto. Chi ha abbandonato la corsa? Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Però sto coglione di ingegnere mi ha fatto sbagliare. 17, chi si... Hülkenberg forse, il mio compagno. Guarda come mi sono distratto, guarda che coglione, guarda che coglione. Quanti ritiri, oh. Questa è una gara aggressiva un po' per tutti, quindi... Non dimenticare di rientrare ai box alla fine del giro. Sì, vado ai box comunque, preferisco andare ai box subito. Si è ritirato Nicolino, penso sia lui sinceramente, perché se me l'ha detto così... Vai di parabolica.
Comunque ragazzi, 17 macchine in pista, tanti ritiri, vuol dire che tutti quanti sono pazzi alle chicane. Cioè, come lui il computer lo sono anch'io e vaffanculo. Bene, che lui è box. Adesso dobbiamo essere veloci, veramente come saette, dai. Dai. Vai, 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 bravi. Bravissimi ragazzi. E Webber non è così lontano. Non sono previste altre totte. Lo so, vecchio, lo so. I pneumatici. Vai Kume. Tantissimi ritiri, madonna. Adesso dobbiamo fare una gara attenta. Vediamo se riusciamo a avvicinarci un po' a Webber. Dobbiamo avvicinarci. Ah! Cerca di recuperare Niente da fare, niente da fare. Che ti precede. Al momento il distacco è di 2 secondi. Dio santo. Quella curva mi sta proprio sui maroni. Ragazzi, mi scuro se sto sbagliando, non ci posso fare niente, cioè. Però devo spingere perché non posso permettermi di perdere posizioni. Ecco, in qualifica quello per esempio era già un giro annullato. Però in gara non mi posso dare la penalità così. Cosa ho guadagnato? Un cazzo, non avevo neanche macchine. Rosbiff è sempre là. Adesso però cerchiamo di non sbagliare più, che mi dà fastidio. Dai. Che gara ragazzi. Ma il computer se le date di santa ragione, puttana merda. Ecco, così dobbiamo guidare, dai. Puliti, tranquilli. Tanto il quarto posto va più che bene. Magari c'è qualche ritiro davanti. Migliore, vedi, se non sbaglio, primo settore migliore. Non serve un cazzo andare lunghi. Guarda, primo settore assoluto. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Quindi il potenziale per fare bene c'è, di questo sono soddisfatto. È chiaro che dovevamo migliorare. E chiaramente con la Ferrari, McLaren, Mercedes o Red Bull, anche se la Red Bull sarà dura andare perché mi sta troppo sui coglioni, aumenta anche il livello di difficoltà, chiaramente, lo riporto come prima. Vai. Voilà. Bisogna guidare puliti, avete ragione ragazzi, magari meno aggressivi, più puliti e sicuramente i giri sono migliori. Guarda che bel giro questo. Questo è un buon giro secondo me. Vediamo se il mio migliore... No, in realtà no però. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue. È a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Ma stai zitto. Adesso voglio gestire la gara per arrivare quarto. Non mi interessa più un cazzo sinceramente. Tanto il computer, ci ha pensato il computer a ravvivare sta gara con non so quanti incidenti. Il primo settore sono veramente una bomba, Bravo come dai. Devo mantenere dietro Rosbiff. Stiamo ottenendo un po' di Kers, vabbè. Va bene. Secondo, ragazzi, questo è un gran giro, Cerchiamo di fare bene anche la parabolica. Vai che non mancano tanti giri. Vediamo, questo deve essere il migliore assoluto, almeno il migliore nostro, dai. Oh, non è il giro record, però almeno è il migliore nostro, dai.
Giro record di Rosberg. Adesso Rosberg tenta il tutto per tutto, chiaramente. Ma stiamo tranquilli che possiamo tranquillamente arrivare ai quarti. Vai comandissimo. Bravo. Piccola derapatona. Dai, che arrivare ai quarti in casa è un buon risultato, contando che siamo partiti 14esimi, va bene. Ah, santo cielo. Dobbiamo stare concentrati adesso. Dai, che Rosberg in questo momento è a distanza di sicurezza, le gomme sono buone, molto bene. La distanza dalla vettura che ci segue è inferiore a un secondo. Fai attenzione, potrebbe usare il DRS per provare... Ma basta portare sfiga, merdoso. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci in Sì, pista. però non guadagno quasi un cazzo su Marchetto Webber. Ma anche una Red Bull però, Vai, come devi spingere al massimo. Migliore nel primo settore sono a bestia. Niente da fare. Perdo nell'ultimo settore comunque. Bravo Kume, dai, stiamo guidando abbastanza bene. Giro record di Raikkonen. No, i cordoli. Che rischio. Infatti Rosberg è vicinissimo adesso. Porca mignotta! Rosberg mi supera all'interno. Per fortuna che questa curva sono più veloce del PC. Mamma mia. Giro basso questo, Ora, non ho girato bene. Su tempi più alti di quelli di Rosberg, devi spingere a fondo. Da Webber non perde, guadagno niente praticamente. Dai che mancano 2 giri però. Dai, un bel incidentone davanti. Un bel incidentone davanti. Dai cazzo. Dai, Kumendo, Kumendo. La 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 Kumendo. Oh, che sto cazzo di cordolo, basta prenderlo che stai solo rischiando. E non guadagni un cazzo, anzi, perdi terreno da... Se c'è bagarre comunque davanti... No, insomma. Ragazzi, final lap comendiano. Ultimo giro e le gomme, insomma, dai. Sono messe abbastanza bene, sono soddisfatto. Qua sono lungo forse. Ecco, proprio all'ultimo giro vado a sbagliare. Bravo, Kume, bravo. Mamma mia che rischio. Sono andato un po' lungo. Bravissima. Dai, il quarto posto pesante era il 14esimo.
bravo. Dai, dai, cacchio, che arriviamo quarti. Questa gara come Spa, pochi giri, ma ragazzi. Ok. Dai, miglior settore assoluto. E arriva un bel quarto posto, ragazzi, meno male. Gara un po', qualche sbavatura di troppo rispetto alle ultime. Alonso vince Grande Alfonso. Però nel complesso secondo me è abbastanza meritato il quarto posto. Tanti ritiri, il computer è impazzito, veramente. Grande quarto posto. Sì, cazzo, abbiamo di casa. Hülkenberg 22esimo. Bene, bravo Hülkenberg. Oh, buono. Ben fatto, hai conquistato 12 punti. Vediamo i ritiri. Allora, Vettel e Godo, pick di festa, Sutil e Hülkenberg. Vedete, due forsine senza il comandone. Squalificato Hülkenberg. Cazzo, squalificato Hülkenberg. Non ritirato, squalificato. Non che credo, pazzesco. Buono, Vettel. Grandi. E basta, adesso l'obiettivo è rimanere al sesto posto. Guarda Massa che è indietro, quanto godo, quanto godo. Perché mi pecco la Ferrari. Qua siamo... abbiamo superato la Force India, molto bene, perfetto. Bravo Comendone, ma squalificato, ma veramente il computer è impazzito, ragazzi, è ufficiale. Il computer veramente è impazzito oggi, mai visto una roba del genere, c'è un squalificato addirittura. Cioè, veramente. Questa è la dimostrazione che le bandiere ci sono, il discorso è che, ripeto, quando tagli le curve così in gara, se non hai altri piloti davanti, è difficile avere la penalità rispetto alla qualifica o se superi una macchina così. Però è chiaro che le gomme sono. Che le bandiere sono realistiche. La cosa più bella del gioco, cioè vedere le bandiere gialle, nere, verdi, colorate. Buono, vediamo un po' di email. Allora, Singapore, ecco qua iniziano le gare di merda. Bene, Singapore nuvoloso sempre. Qua siamo 3-5. Andiamo ancora a vedere quelle dell'altra volta, dai, guardiamole, così ce le togliamo dei coglioni. Mi manca un po' Twitterone però di MotoGP. Ok, prima parola della stagione. Vabbè, ciao. Qua c'è un'altra cosa che mi manca. Ok. Buono ragazzi, allora siamo messi abbastanza bene. Centro carriera, vediamo le classifiche. Siamo sesti, nelle costruttori sempre sesti. Adesso ragazzi iniziano le gare difficili. Singapore, India, Corea, là sono una pippa obesa. Speriamo bene di limitare i danni e arrivare sesti. Siamo davanti anche a Kimi Raikkonen. Raga, un saluto del comandante. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.